Ma guarda che sorpresa che abbiamo! Eccoci, ben trovati a questo nuovo appuntamento con la 21esima edizione di Mille Voci. Riccardo, stiamo... È la settima puntata, la penultima puntata di questa 21esima edizione. Quindi stiamo arrivando... stiamo andando addirittura d'arrivo e siamo stati felici di aver ospitato nel corso di questa 21esima edizione per alcune delle puntate i Seven Hills. Prego maestro. Gianluca Buratti è il direttore di questo coro. Grazie per essere stati con noi nel corso di tutta questa edizione. Quindi a voi, grazie a Gianni. È un piacere aprire con voi questa penultima puntata. Con cosa eseguiremo un inno alla gioia. Oh, che meraviglia. Sì. Niente, che ci sta benissimo. Assolutamente sì. E poi è la versione gospel del Joyful dell'inno alla gioia di Beethoven. Benissimo. Anche questa contenuta nel nostro ecco, Joyful Praise. Lo avevamo già presentato, ma lo ripresentiamo per i nostri amici. Sì, loro sono riusciti a tornare in sala di incisione e a incidere i loro brani più famosi, quelli che usate nei vostri concerti. I nostri concerti e poi qui che hanno presentato qui a Mille Voci. Quindi, allora, visto che l'altra volta l'hai preso tu, questa volta ecco, bravissimo. Grazie. Bene, allora questa è la copia dell'Antonelli. Allora, Joyful che eseguiremo nelle parti soliste da Luciana, qui adesso cedo il microfono, e poi più avanti da Michelle. Bene, i Seven Hills. Prego. Joyful, joyful Lord, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, healthy as the sun above. Fill the clouds of sin and sadness, drive the dark down, obey. Giver of immortal gladness, fill us with a light, fill us with a light.
Bravissimi! Grazie per questo inizio così gioioso in questa puntata. Grazie a Gianluca Buratti, grazie ai Seven Hills. Grazie amici. Linea a Turco. Bentornati qui in studio in questa puntata della 21esima edizione di Mille Voci. E tocca ora a Kati Varna. Buonasera. Buonasera Kati, ben trovata. Kati, una graditissima ospite di tutte le puntate di questa edizione. Hai cantato sempre in francese, ma canti in inglese oggi? Sì, quindi forse ce la posso fare. Rise Like a Phoenix, che è la canzone vincitrice dell'Eurovision Song Contest del 2014. Rappresenta il rinnovamento, l'idea che la vita è ciclica, che la morte non è una fine ma una trasformazione. È l'immagine della fenice che risorge dalle proprie ceneri, che è diventata una potente metafora per superare le sfide della vita e per diventare ancora più grandi e ancora più completi proprio grazie a lei. Scegli delle canzoni sempre belle, con dei bellissimi contenuti, molto poetiche, quindi complimenti, con una vocalità splendida che adesso avremo il piacere di ascoltare. Kati Varna. Waking in a rubble, walking over glass, neighbor says we're trouble. Well, that time has passed, peering from the mirror. No, that isn't me, a stranger getting nearer. What can this person be? You are not the other one today. From the fading light I fly, rise like a phoenix, out of the ashes seeking rather than vengeance. Retribution, you are warmed, once I'm transformed, once I reborn. You know I will rise like a phoenix, but you're my flame. Go about your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me, 'cause you are the only other one, and you have got to see to believe. The fading light I fly, rise like a phoenix, out of the ashes seeking rather than vengeance. Retribution, you were warmed, once I'm transformed, once I reborn. I rise up to the sky. You turn me down, but I'm gonna fly. Rise like a phoenix, out of the ashes seeking rather than vengeance. Retribution, you were warmed, once I'm transformed, once I reborn. You know I will rise like a phoenix, but you're my flame.
cattiva Arnà, grazie, bravissima, Stupendo, come sempre, veramente. brava. Che bella. Bene, Dunque, torna un nostro amico, un altro amico meglio. non è proprio invisibile, poi con le giacche No, che beh, si è mette vero, è hai proprio ragione. Hai ragione. difficile non Daniele notarlo. Sinasce. Qual è il microfono per Daniele? Ecco. No. Dateci indicazioni. No. Il giallo Giallo. o il rosso? Dimmi, Giallo, giallo. chiedo al mio tecnico. Giallo. Il giallo? Ecco. Allora, con l'occasione salutiamo tutti quanti i tecnici Oh, sì. che ci stanno Un lavoro incredibile. aiutando. Ma secondo te io con la giacca rossa, ma che microfono potevo avere? No, senti, non cominciamo Ecco. con questa diatriba. Bravo, No, bravo, no, bravo. non è che adesso ci possiamo inimicare tutti No, hai ragione. gli vabbè. altri, no? Vabbè, la prossima È volta stato vengo un di caso. bianco No, col ragazzi, microfono blu. no, Ok. no, ma No, non neanche. puoi dire. Allora, vorrei dire che è un caso, non È è un stato caso. deciso, non è stato scelto. No, non cominciamo a tifare dietro a queste telecamere. Allora, è Ma stato io- un ma caso io che hai la giacca sono rossa nato e a il Viale microfono Marconi, giallo. ma che potevo essere? No, se no? vabbè, però basta, sorvoliamo Ok, su andiamo questa avanti. diatriba Andiamo avanti. sportiva. Ma io sono uno sportivo. Ecco, allora, guarda, insiste. Daniele Sinasce, Sì. la canzone con la quale ci omaggi in questa puntata di Mille Voci. Allora, la canzone si chiama Morire qui. E beh, ho capito, e dopo che hai fatto tutta sta pantomima sullo No, sport, non va bene. Non qui a Non Mille proprio Voci, qui a almeno al Mille- parcheggio. evitiamo. Insomma. Vabbè, Daniele Sinasce Morire- nella sua Me la presti interpretazione. l'asta? Ah, vuoi l'asta? Ah. A me non me la dà l'asta. Niente. Arriva anche per te. Ecco qui. Aspetta che questo è dei puffi, aspetta. Fermi tutti. Come si tira su sto coso? Non so capace. Aspetta che ti aiuto. Ecco, Ce l'hai fatta? Ok, vai. volevo dire delle cose, ma in televisione non si fanno. Che strano, esisto anch'io sotto il tuo stesso tetto. Quello che siamo noi è un letto ormai disfatto, senza più un avvenire, senza più dignità, con il veleno nel cuore, nella meschinità. Se è vero che ero ribelle, se ci credevo un po' a questo sporco tuo ricatto, io non mi piegherò, non mi piegherò. Morire qui io non vorrei, sarei qualcosa dovunque andrei. Morire qui sotto gli occhi tuoi e dimostrarti che hai vinto ormai. No, morire qui non è da me. Morire va bene, ma non per te. Ti lascerò alla tua follia di crederti bella, di crederti mia. Non è finita, lo sento. Potrà cambiare il vento e sarà dolce morire così, morire fuori di qui. Ho un'anima con me, conosco quanto vale e non la venderò se non è proprio un affare. L'amore per l'amore, se non è carità, vale più del tuo corpo che prima o poi brucerà. Se è vero che ero ribelle, se ci credevo un po' a questo sporco tuo ricatto, io non mi piegherò, non mi piegherò.
morire qui. Io non vorrei, sarei qualcosa dovunque andrei, morire qui sotto gli occhi tuoi e dimostrarti che hai vinto ormai. No, morire qui non è da me, morire va bene, ma non per te. Ti lascerò alla tua follia, di crederti bella, di crederti mia, non è finita, lo sento. Potrà cambiare il vento e sarà dolce morire così, morire fuori di qui, morire, 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 morire qui. Favoloso! Grazie! Grazie a tutti, grazie a questi splendidi amici che hanno ancora la voglia di partecipare, di cantare, perché questa canzone parla di questo argomento, di non far morire le emozioni che abbiamo dentro di noi, le passioni che vanno coltivate come la pianticella. Tutti i giorni bisogna mettere l'acqua e qui ci sono solo persone piene di passione. Grazie. Grazie a Daniele Grazie a te, Sinasce. Daniele, Grazie. Lo tengo io. Grazie. Bene, e sempre Sì? con entusiasmo. Sì. Ah, oh. E sempre con entusiasmo. A chi tocca? A chi tocca? A chi tocca? Dai, tirate a indovinare. Oh, bene, bene. No, Nunzio, inutile che spotti. No, vabbè. Su, forza, il jingle è mio. Oh, Vedi? bravo Turco, attacca. Ecco. Senti, ma Allora, ci canti una canzone molto bella, importante, Lui. che sicuramente sta bene nelle tue Vabbè. corde vocali. Ci abbiamo provato. Telefonando. grazie. 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 Ah, Pronto? 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 No, niente. Io ci ho sperato fino alla fine che questo telefono squillasse, squillasse e invece perché- niente. Manda se che telefono. Mannaggia. E vabbè. E allora? No, allora adesso io sono un po' presa, quindi che succede? Mi sono beh, scordata. no, vabbè, tranquillo, ma figurati. Allora, è la volta di Giovanna Nocetti. Oh, vedi? Dillo a me. No, Dunque, tocca vedo- a te. Abbiamo già avuto il piacere di avere Giovanna ospite in questa 21esima edizione di Mille Voci. certo. Abbiamo scoperto nella scorsa puntata che è all'avanguardia rispetto alla produzione della musica. Per cui lei ha prodotto, ha inciso questo, che non è la tessera dell'autobus e non è neanche il codice un fiscale, bancomat, chissà, insomma, una cosa del non genere. è neanche un bancomat, ma è un disco. Cioè qui dentro c'è in una chiavetta USB c'è il disco di Giovanna Nocetti, quindi se aprite, se si apre la custodia, adesso scusa Riccardo, Sì. se si apre, adesso ci riesco però, datemi un secondo, Turco, abbi pazienza. spacca tutto. No, non te la voglio. Oh, eccola qua, ce l'ho fatta, eccola qui. Vedete? Questa è il disco. E dentro questa chiavetta ci sono le grandi interpretazioni di Giovanna delle canzoni di Don Bachi. Però voglio dire, ho fatto questa di Don Bachi, ho fatto tutta la discografia mia da quando ho iniziato a cantare nel 69 fino ad oggi, quindi diciamo da ottobre si possono avere tutti i miei dischi, tutti Tutte le che tue sono tanti, incisioni, eccetera, praticamente. fatti tutti sulle chiavette perché Fantastico. sì, è stata una bella promozione. D'altra parte ho fatto questa promozione, voglio ricordare anche a Gianni che c'è il giornalista Alessandro Paola Schiavi, quello che ha scritto il libro mio della mia vita, eccetera, che ha scritto questo e che è qua a fare tutta la produzione di oggi per poi dal 1° di ottobre
potrete vederlo, oggi poi vedrai quello che ti ho mandato, potrete vederlo, questo giornale che abbiamo fondato, lui è il direttore, io sono l'editore, però è un giornale importantissimo perché non fa gossip ma informazione in tutti i settori, musica, lirica, ballo, danza, sport, atleti, tutto. Bene, vedi, Quindi- questo per Bellissimo. dimostrare quanto sei poliedrica, perché tu canti, scrivi, sei direttrice di un teatro, adesso anche editrice di un giornale, quindi Regista di opere liriche, regista di opere... direttore d'orchestra, di tutto, voglio dire, proprio, la nostra Giovanna nazionale. Sì. Giovanna, cosa canti in questa puntata? Ecco, vorrei fare un omaggio alla bella voce, alla bella musica italiana, anche se questa è una canzone francese, della più grande in assoluto, la più grande, che è Edith Piaf. È l'Hymne à l'amour di Edith Piaf, che io ho voluto cantare proprio perché io amo anche Barbra Streisand, cioè le cantanti che sanno cantare, ma l'interprete come è stata interprete lei, nessun'altra. No, nessun'altra. No, Giovanna nessun'altra. Nocetti. Io scusa. faccio, no, io sono soltanto un piccolo braccio, però la faccio con tutto il cuore. E prima di salutarvi voglio anche ricordare una cosa importantissima. Io e Riccardo lui ha inciso insieme a Claudio Villa una canzone che io ho scritto, una romanza che si intitola Il poeta. Siccome il 1° di gennaio del 2026 Sì. saranno 100 anni che Claudio Villa Della era nascita, abbiamo deciso di cantare insieme Il poeta in un disco che io ho anche inciso altre canzoni, Granada, eccetera, eccetera. Bene, Però- quindi complimenti Grazie, a Giovanna, grazie. complimenti anche a Riccardo e adesso ascoltiamo questo L'Hymne à l'amour. l'Hymne à l'amour nell'interpretazione di Giovanna Nocetti. Grazie. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon cœur frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon
plus qu'on ce qui Favolosa Giovanna, grazie, è stato bellissimo averti con noi anche in questa edizione. Grazie, auguri per tutto quello che fai. Grazie Giovanna. Grazie. Che emozioni, che grandi emozioni ci regala questa edizione di Mille Voci, veramente grazie perché siete con noi e ci regalate emozioni a noi qui in studio e sicuramente l'emozione che proviamo noi arriva anche a voi a casa. Grandi voci, grandi canzoni. Vecchi amici e nuovi amici. Come la prossima cantante. Il prossimo cantante. Sì. Sì. Mi avete scambiato la scaletta. No, è che è tornato a trovarci l'amichetto tuo. Ah, l'amichetto mio. Sì, l'amichetto tuo è tornato a trovarci. Mario Vettese. Mario Vettese. Prego. Buonasera, buonasera. Ormai sei stato soprannominato l'amichetto suo. L'amichetto suo, però sei diventato pure amichetto mio perché sei tanto sì, carino. Così accontento tutti, vedi? No, io però voglio dire una cosa. Dunque, noi l'abbiamo introdotto qui a Mille Voci, abbiamo dato il battesimo, eccetera, ma adesso praticamente c'ha le chiavi di casa lui. Cioè, No, dai, ormai no, voglio non È di dire, casa. vabbè. Ma perché qui a Mille Voci è vero che cerchiamo di essere tutti una famiglia, quindi quando arrivano delle persone nuove le accogliamo con piacere Ma e le certo. facciamo entrare con piacere nella famiglia di Mille Voci. Grazie di cuore. Mario, cosa ci canti in questa puntata? Un'altra estate, una canzone dei Collage. Ah, me la ricordo! Sarà Degli anni- scritta anche da Eros Ramazzotti, è uno degli autori di questa canzone. Bene, mi piacciono queste canzoni che scegli perché sono anche delle Poi ho un canzoni vasto repertorio e cerco sempre di pescare alcune canzoni belle ma non tanto conosciute per presentarle al pubblico, insomma. Bravo Mario, grazie. Quindi Mario Però Vettese, dici. Cantare dopo la bellissima esibizione di Giovanna... insomma, Impegnativo, eh? sì. Beh, ma dopo Giovanna Complimenti, sarebbe stato Giovanna. impegnativo per chiunque, quindi adesso tocca a te. Mario Vettese. Grazie, grazie. Quando finisce un amore non serve più piangere. Quando finisce un amore non serve discutere. Chiudi i tuoi sogni delusi in un vecchio barattolo. Gettalo al mare e aspetta solo che affondi giù. Quando la sabbia arrossisce le ombre si allungano. Quando la lama di luna sperduta ci illumina. Mentre curiosi tendiamo le mani per prenderci. Piccole onde e i tuoi ricordi cancellano. E ritorna un'altra estate. Ricomincia un altro amore. Sul tuo viso da inventare, carezze da rubare e da restituire. E
nemico lontano che viene a riprenderti. Guarda stanotte che notte mi sembra una favola. Sembra che il mare respiri piano negli occhi tuoi. E ritorna un'altra estate, ricomincia un altro amore, sul tuo viso da inventare, carezze da rubare e da restituire. Quando torna un'altra estate, sei in ritardo per l'amore. Questa volta siamo noi, tocchiamo ferro poi, che non finisca mai. Grazie. Grazie Grazie Mario, grazie. della tua presenza in questa edizione di Mille Voci. Qui noi spaziamo alla grande Che bello. tra vari generi Sì, sì, musicali. non ci facciamo mancare nulla, veramente, No, veramente no. nulla. In questa puntata poi passiamo dalle canzoni classiche francesi, Sì. no? Abbiamo cantato in inglese, in francese, le canzoni della musica leggera italiana E ora arriva un'altra amica dalla vocalità incredibile, Irina. Irina Rozzarena è con noi, è tornata Prego. a trovarci. Grazie. Io volevo prima di tutto ringraziarvi perché veramente stare qua e brillare con queste stelle meravigliose che mi trovo, mi sento proprio una luce in fondo al tunnel con queste stelle meravigliose che mi illuminano. Grazie a Gianni. Sei una stella di Mille Voci, quindi Grazie. Guarda, oggi faccio un omaggio alla grande artista che è stata Aretha Franklin. Con una canzone che l'ha portato nel firmamento. Vorrei You Make Me Feel Natural Woman. Irina Rozzarena. Looking out on the morning rain, I just feel so inspired. And when I knew I had another face, God, you make me feel so tired. Before the day I met you, my life wasn't kind, but you is my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like I'm a natural woman. When my soul was in the lonesome funk, you came along to claim me. I didn't know just what's the wrong with me. But you got my hand. I'm alone to die for. Oh, I'm living for. I need you, make you happy. I don't need you to more. Oh baby, what you done to me? You make me feel so good inside. I'm just, you wanna be close to you, close to you. You make me feel so right. You make me feel, you make me feel, you make me feel.
Fantastica, grazie. Bravissima, grazie Irina Rozzarena. Noi lì facevamo il coretto insieme ai Seven Hills, ci siamo divertiti. È vero, è vero. Ed ora c'è la tua amichetta. La mia amichetta da una grande voce femminile a un'altra grande voce femminile, Lorenza Bettarelli. Prego. Mettiamoci in posizione perché... Il microfono. Scusa? Sì. No, In posizione, in posizione. se no il turco, Esatto. mi raccomando. Mi sgrida sempre. Guarda Lorenza, lo possiamo dire a tutti, il turco sgrida tutti. Lorenzo, vedi che loro due stanno più avanti. Qui ancora? Più avanti. Non si muove. Va bene. Non mi fare le gambe, no. Va bene. Sgrida tutti il turco, Lorenza, tranquilla. Ormai lo conosciamo. Da 21 edizioni, ormai c'è qualcuno che se le ha fatte tutte le edizioni con il turco, quindi lo conosce bene. Lo conosce molto bene. Senti, oggi fai una canzone e vai a saccheggiare un po' il repertorio di un grande cantautore. Di Baglioni, perché in queste edizioni mi sono un po' divertita a fare delle canzoni di vari cantautori. E oggi La vita è adesso di Baglioni. Beh, cantiamo con te e cantate anche voi a casa. Lorenza Bettarelli. La vita è adesso nel vecchio albergo della terra e ognuno in una stanza, in una storia di mattini più leggeri e cieli smarginati di speranza e di silenzi da ascoltare, e ti sorprenderai a cantare, ma non sai perché. La vita è adesso nei pomeriggi appena freschi che ti viene sonno e le campane girano le nuvole e piove sui capelli e sopra i tavolini dei caffè all'aperto, e ti domandi certo chi sei tu. Sei tu, sei tu, sei tu. Sei tu che spingi avanti il cuore ed il lavoro duro di essere uomo e non sapere cosa sarà il futuro. Sei tu nel tempo che ci fa più grandi e soli in mezzo al mondo, con l'ansia di cercare insieme un bene più profondo, e un altro che ti dia respiro e che si curvi verso te con un'attesa di volersi di più senza capir cos'è. E tu che mi ricambi gli occhi in questo istante immenso, sopra il rumore della gente, dimmi se questo ha un senso. La vita adesso nell'aria tenera di un dopo cena e musica di bambini contro i vetri e prati che si lisciano come gattini e stelle che si appicciano ai lampioni milioni, mentre ti chiederai dove sei tu. Sei tu, sei tu, sei tu. Sei tu che porterai il tuo amore per 100.000 strade, perché non c'è mai fine al viaggio, anche se un sogno cade. Sei tu che ha un vento nuovo tra le
faccia mentre mi vieni incontro. Imparerai che per morire ti basterà un tramonto ed una gioia che fa male di più della malinconia. Ed in qualunque sera ti troverai, non ti buttare via e non lasciare andare il giorno per ritrovare te stesso, figlio di un cielo così bello, perché la vita è adesso, e adesso, e adesso. Lorenza Bettarelli a Mille Voci, grazie, Grazie, Lorenza, nell'interpretazione di La vita è adesso. E adesso? E adesso, nostro caro amico Mimmo Cavallo sì, è tornato a trovarci in questa edizione. Siamo riusciti a riorganizzarci per riaverti ospite in questa puntata di Mille Voci con gli amici che ti accompagnano, i musicisti che ti accompagnano. Gianfranco Bozza, lo dico io perché ancora sei senza microfono, ma arriverà. Intanto ed ecco il microfono. Serafini. Armando Serafini. Bene, grazie. È una vita che suonano con me e ancora non siccome ti ricordi stanno come a Roma, si chiamano. Siccome stanno a Roma. Siccome sono a Roma hanno detto, visto che noi registriamo qui a Roma, sono venuti a trovarci. Grazie di essere con noi. Va bene per te? Ok, la canzone di questa puntata? Aria di Risorgimento, un omaggio agli anni '80, qualcuno ha detto belli e inutili. Io non ci credo, perché ogni periodo ha le due facce, no? Certo. Della medaglia. E sono stati anni importanti, perché si è passati da un mondo cantautoriale, così, di musica un po' impregnata, a un disimpegno mano a mano fino agli anni '90. Io li celebro dicendo vogliamoci bene, cioè nonostante tutto è stata una bella festa. È stata una bella festa. Aria di Risorgimento, Mimmo Cavallo. Le macchinette uccidono e Fatima resiste, di nuovo le madonne di Lourdes appaiono nelle riviste, passionari smandrappati in città come zanzariere, e poi preoccupati ad infilarci le mogli nel quartiere. Le nostre mamme invecchiano, quanti figli crescono, le ragazze studiano, Dio le aiuti, dalle suore negli istituti, e una musica micidiale entra nelle nostre case, viaggia sulle nostre teste, ci muove le code, scimmie della banalità, vestiti da puntiglieri, anni 60, figli delle Alpi e dei Borboni, e nell'aria di domani si respira un'aria da unità d'Italia. Vogliamoci bene, vogliamoci bene, nel bene e nel male, vogliamoci bene, che sia naturale tra tutta la gente, vogliamoci bene veramente.
ci daranno quel tocco di classe che ci vuole. Vogliamoci bene, vogliamoci bene, nel bene e nel male, vogliamoci bene, che sia naturale fra tutta la gente, vogliamoci bene veramente. Le nostre mamme invecchiano, ma quanti figli crescono, si vedono in giro volti regolari e macchine dalle forme signorili. Dopo ogni crocefissione c'è una caduta di tensione, dicono gli esperti. Eravamo tutti sul fronte, non ce ne siamo accorti. Io stesso non mi riconosco più e ho il dubbio di essere legata a un ombelico, sia quello che sia, la casa, il mare, un gruppo, Dio, un amico. Vedo Garibaldi, Nino Pizio, aria di risorgimento, sento tamburi che sotto. Sono in città e cannibali vestiti in marzotto. È una musica micidiale, entra nelle case, viaggia sulle nostre teste, ci muove le code. Scimmie della banalità, chiusi nella rock placenta, figli delle Alpi e dei Borboni, e nell'aria di domani si respira un'aria da un'Italia. Vogliamoci bene, vogliamoci bene, nel bene e nel male, vogliamoci bene, che sia naturale tra tutta la gente, vogliamoci bene veramente. Vogliamoci bene, vogliamoci bene, nel bene e nel male, vogliamoci bene, che sia naturale tra tutta la gente, Bravissimo, bravissimo, ma in questo periodo storico poi soprattutto vogliamoci bene nel bene e Ma nel infatti male, vogliamoci era un messaggio bene. positivo e Bellissimo. mi piaceva presentarlo qua a Mille Voci. Grazie Mimmo! Grazie. Grazie anche a voi che lo avete accompagnato. Grazie Riccardo per la tua professionalità nel, Sì. nel portare qui e No, ma portar via credo- l'asta, ma mi ma- sa che l'asta resta, vero? Forse non questa, forse un'altra, non so, adesso Chiedi? chiediamo, facciamo venire un attimo... La abbassiamo? direttamente- No? Facciamo venire un attimo... Allora, l'artista nostro- che ha ecco, bisogno e poi dell'asta, ci dirà Nunzio lui. Milo, vieni qui. Oh, ci dirà lui. Eccoci qua, eccoci qua. Hai bisogno dell'asta? No, questa volta no. Hai capito, questa volta no, Di che ci ha hai bisogno? fregato. Mi vorrei un po' sedere, se fosse possibile. Aia, Ricca, qua si fa difficile. Cioè quindi non solo fuori- l'asta, no, adesso anche... Hanno delle pretese assurde. fuori l'asta, eh. dentro la sedia. Ricca ce la puoi fare. Si dice... Si Hai, inizia sempre... hai preferenza della sedia? No, una sedia normale, quella lì Quella- del presentatore. quella mia, Di lei, di lei. No, lei, vi prego. lei. Qui ne stiamo combinando veramente di tutti i colori. Sì. Noi ci divertiamo anche Sì. a fare mille voci, quindi penso che si capisca qui in studio, ma arriva anche a casa, che qui ci divertiamo. Allora, Nunzio, la sedia ti serve perché tu devi cantare una canzone molto appassionata, è una canzone anche importante Di nel Libero tuo Bobbio. repertorio, voglio Grazie, dire. ecco, vedi. Riccardo, Grazie Riccardo. Ecco, grazie. una canzone Centrata. appassionata che si intitola appunto Passione Passione. del Che è grande tutto- poeta, è tutto scrittore dire. Libero Bovio. Apre in una maniera incredibile, no? Più vicina ne stai e più lontana ti senti. Cioè, voglio dire, una cosa... Chissà chi stu Più momento. vicino, com'è?
Più lontano me stai e più vicino te sento. sento, suggerisce Giovanna, che è nel tuo repertorio. Anche Giovanna, io l'ho sentita cantare anche da te questa canzone, quindi l'ho imparata da Giovanna. La ascoltiamo con l'interpretazione di Nunzio Milo. Grazie. Più lontana mi stai, più vicina ti sento. Chissà chi sto momento, tu a che pensa che fai. Tu mi miserinte fena, velena che doce, oh ma pesa sta croce. La trascina per te. Te voglio, te pensa, te chiama, te vega, te sente e te sonna. E non ci pensa che nanna a sto occhio non pomna più pace a trovare. E cammina, cammina, ma non saccia dove. Io sto sempre ubriaca e non bevo mai vino. Ha già fatto bevuta, Madonna da neva, si mi passa sta fredda. Ore per la donna. Te voglio, te pensa, te chiama, te vega, te sento e te somna. E non ci pensa che nanna a sto occhio non ponna più pace a trovare. E non ci pensa che nanna a sto occhio non ponna più pace a Ecco, grazie. Riccardo, grazie. No, ci penso, Nunzio Milo, che bellissima interpretazione, grazie. Beh, Giovanna, è stata una bella interpretazione, la canzone poi si presta. Grazie a Nunzio Milo per questa emozione, grazie. Per questa Grazie. passione.
Ed ora siamo arrivati in chiusura di questa puntata. Allora adesso non facciamo a chi tocca, facciamo chi manca. Eccomi Vai qui. Riccardo, Allora, con cosa un omaggio all'operetta, è una cosa che non sono ancora riuscito a fare, nel senso sì, concerti, pianoforte e voce, di brani di operetta sì, ma non l'operetta intera. Io quindi, hai visto mai c'è qualcuno? Io sono pronto, ecco, verrei molto volentieri a fare un'operetta intera. Allora, un omaggio iniziamo con l'italianissima Il Paese dei Campanelli, per passare alla Vedova Allegra e per chiudere con Il Paese del Sorriso. Colgo, complimenti Riccardo per questa scelta, colgo solo l'occasione velocemente per ringraziarti per questo omaggio all'operetta e per ricordare un amico di Mille Voci che era la voce dell'operetta e che è stato tante volte anche ospite qui a Mille Voci, che è Edoardo Guarnera, col quale ho avuto il piacere di cantare e che mi ha presentato Gianni Turco, quindi è stato la trade union fra me e Gianni. Eravamo lì quindi per farla. eravate, sì, eravamo lì per fare un'operetta insieme, non è stato possibile. Riccardo Antonelli e l'omaggio all'operetta. Grazie. A tempo con me, mi raccomando. Luna, tu non sai dirmi cos'è. Luna, tu non sai dirmi perché il tuo raggio d'argento ad amare le coppie in vita mi vuoi tu spiegare. Senza te non so più cosa fare. Senza te non si può più sognare. Sii cortese per me, non brillar che la bella nell'ombra sol si fa baciare. Il labbro l'amo dice il violino, le sue note dicon tutte mai d'amar. Della malla stretta chiaro a me parlò, sì è vero tu m'ami, tu m'ami a me. Venitor sul sirene della danza che nel valzer ci ha girate, dolcemente strusciate il bel piedin, un poco alzate nel valzer davver divin. Venitor sul sirene della danza, impazienti ballerini, una schiera qui vedete fa la danza inebriata. A tempo ancora, dai! È scabroso le donne studiar, son dell'uomo la disperazione, dove dentro d'un mistero esse son. Donne, donne, donne ancor, cherubin dal visi in tutto ciel, dallo sguardo più dolce del miel, bronde brune e bionde che fa sempre l'uomo da loro burlato sarà. È scabroso le donne studiar, son dell'uomo la disperazione, bronde brune tornare che fa. Donne, donne, donne ancor, cherubini dal visi in tutto
c'è, dallo sguardo più dolce del miele, rosse o brune oppur bionde, che fa sempre l'uomo burlato da loro sarà. Tu che m'hai preso il cuore, sarai per me il solo amore. No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. Nessuna mai più, ormai per me, come il sole sei tu, lontan da te, e morir d'amore, perché sei tu che m'hai rubato il cuore. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Bravo Riccardo, complimenti e grazie per questo omaggio all'operetta. E allora chiamiamo qui vicino prego, tutti i ragazzi, cantanti che si sono esibiti con noi, anche voi del coro, venite, cerchiamo di chiudere insieme, chiudiamo insieme questa puntata di Mille Voci. Siamo arrivati praticamente quasi alla fine di questa edizione, Giovanna, siamo alla penultima puntata, quindi vi diamo appuntamento all'ultima puntata, alla prossima puntata, all'ultima puntata di questa 20ª edizione di Mille Voci. Già siamo arrivati alla fine. Quindi, a chi tocca? A chi tocca, sì. Adesso tocca a te. a te. Gianni Vai Turco. con la sigla. Sigla.